Vicepresidente Riccardi, oggi una riunione con il coordinamento regionale sangue. È stata evidenziata la grande valenza del nostro sistema regionale, ma anche alcune criticità. Beh, è un sistema del quale dobbiamo essere orgogliosi perché i cittadini del Friuli Venezia Giulia devono sapere che la loro regione è la prima in termini di dono in questo paese. E quindi questo è un fatto che evidentemente ci rende orgogliosi, pur in un quadro di riduzione delle donazioni, ma riduzione anche delle trasfusioni. Quindi c'è un tema legato alla riorganizzazione del sistema, alla sua modernizzazione determinata anche dalle nuove regole, sul quale noi naturalmente cercheremo di dare un aiuto ai professionisti e soprattutto alle associazioni di volontariato che sono un grande patrimonio e devono essere considerate per il loro lavoro di donazione e non soltanto di donazione, perché le nostre organizzazioni di volontariato del dono sono dei grandi patrimoni delle nostre comunità attorno ai quali si stringono iniziative che sono dal punto di vista sociale molto importanti. Quindi è un lavoro che prosegue e sul quale l'amministrazione regionale continuerà a fare la sua parte con determinazione perché ci crede.